Buono questa volta il segnale, si avvantaggiano subito Travolta Treb e Uliassi che vanno in breve a condurre con Uliassi che sfila su Travolta Treb. Deve ancora perfezionare il sorpasso perché Numero 11 Victory fa Wind spendere sicuramente un po' squalificato. l'avversario, poi dopo 200 metri in 15,9 si avvantaggia ed è leader. In terza posizione rimane Numero Roger 3 Scandalo Oppi, Front intanto ha colto gran squalificato. partenza Unica Kagemar che già a ridosso dei primi e viene via addirittura in terza ruota Vandalo Joe, dopo i primi 600 in 46,3 Vandalo Joe supera Unica Kagemar e si incarica quindi di andare lui scoperto. Deciso Francesco Facci a risalire, ma intanto se ne vanno in 1:1,4 i primi 800 metri di gara, quindi andatura che con 2:37, quindi molto ben cadenzata da Daniele Cuglini, cerca di tenere a distanza i penalizzati. Vandaloso comunque risale gradualmente, si porta a ridosso di Roger Oppi quando siamo al passaggio davanti alle tribune. Roger Oppi si trascina ora, ha avuto dei problemi Unica Kagemar, e quindi in scia a Vandaloso vediamo Senator Rock. Intanto è sempre Uliassi che guida a 600 dalla conclusione. Uliassi in vantaggio, Vandaloso non riesce per il momento ad arrivare a ridosso del leader, che accelera ancora. Quando siamo a 400 dalla conclusione si trascina sempre Travolta Treb, c'è il tentativo di Senator Rock in terza ruota mentre Vandalo Joe prova nuovamente a farsi luce, ma Senator Rock viene via deciso in terza corsia. Anche Spritzols, sprinter centropista, intanto sta attaccando Senator Rock insieme a Travolta Treb all'interno, ma è Senator Rock che prende nel finale il sopravvento e vince nei confronti di Travolta Treb per il terzo, forse sul palo Roger Oppi, piega Ossigeno Bigi, ma sono molto vicini i due. Arrivo quindi da rivedere, ma Senator Rock ha fatto un vero e proprio numero con Max Castaldo in sediolo, conferma di essere tornato a livelli davvero eccellenti e batte un Travolta Treb che ha cercato in tutti i modi di reggere l'urto finale di Senator Rock dalla scia di Uliassi e si è lanciato in open stretch, ma Max Castaldo con Senator Rock aveva ancora buoni argomenti, mentre per il terzo posto Roger Oppi ha ragione di Ossigeno Bigi. Quindi ordine d'arrivo che vede premiare la grande tenacia di Senator Rock che viene a piegare un comunque validissimo Travolta Treb che conquista il secondo posto. Al terzo finisce Roger Oppi di precisione su Ossigeno Bigi 9,427, il probabile arrivo della nona corsa a Arcoveggio, valida come finale del Palio dei Proprietari, che vede quindi Max Castaldo in sediolo e al training per conto della signora Giuseppina Tilotta. Quota al totalizzatore di 27,86.